Solo un pareggio per il Mantova contro la Pro Patria. Buono il primo tempo dei biancorossi, avanti di 2 gol con Spinale e Franchi, ma poi puniti dall'arbitro con un rigore severo che costa anche un'espulsione per Pettarin. A inizio ripresa è il pari degli ospiti. Benvenuti a Mantova Notizie. Apriamo con il calcio. 2-2 tra Mantova e Pro Patria nell'ultima gara del 2011. I biancorossi in vantaggio per 2-0 con le reti di Spinale e Franchi e poi raggiunti da 2 gol di Giannone, il primo dei quali su un rigore molto contestato dai biancorossi. Sentiamo Nicola Antonietti. Il Mantova all'ultimo momento deve rinunciare a Bellodi, bloccato da un improvviso infortunio. Lo sostituisce Portese. Contro la Pro Patria i biancorossi sono alla caccia di riscatto dopo la sconfitta contro il Sant'Arcangelo. Per i Bustocchi, penalizzati di 13 punti in classifica, l'obiettivo è raggiungere il 12° risultato utile consecutivo. Parte subito forte il Mantova. C'è Colonetti che al 6° minuto ruba palla a Bonfanti e scodella un bel cross per Spinale che segna il gol dell'1-0. L'esultanza del capitano del Mantova al secondo gol stagionale. Il primo lo aveva segnato alla prima giornata contro la Giacomense. La Pro Patria punta sul vivo, ma l'unica reazione è in questo tiro di Giannone, ben respinto da Portesi, ma senza eccessivi pericoli per la porta del Mantova. Mantova che continua a insistere, cross di Spinale e Del Sante per poco non arriva all'appuntamento col pallone. Al 30° raddoppio del Mantova, cross di Bertin, liscio di Cortesi e Franchi è spietato nel punire l'errore della difesa della Pro Patria. 2-0 per il Mantova, terzo gol in campionato per Tanino. La partita sembra mettersi benissimo per i biancorossi, ma al 38° l'episodio chiave della gara. Franchi conquista un pallone su azione di calcio d'angolo contro il Mantova, contrasto con Artaria, l'arbitro il signor Strocchia di Nola lascia proseguire, su Artaria interviene Pettarin e l'arbitro concede il rigore, espellendo poi per seconda ammonizione il numero 8 biancorosso. Si scatena anche una rissa sedata a fatica dal fischietto campano e 2 minuti dopo, ristabilito l'ordine, c'è il calcio di rigore e Giannone spiazza Portesi per il gol del 2-1. La Pro Patria prova ad approfittare del momento di smarrimento del Mantova, dalla costa sfugge a Fonte ma Portesi gli chiude lo specchio della porta. L'arbitro rientra in campo tra i fischi del pubblico, qualche applauso quando riesce a catturare un piccione che si era sperduto sul manto erboso. Al 9° il panettone per il Mantova diventa amarissimo, bella azione di Giannone che inventa un sinistro a giro di rara bellezza per il gol del 2-2. Pareggio molto bello della Pro Patria, ma non si può dire meritato per quello che si è visto fino a quel momento in campo. 5 minuti dopo ancora Giannone ci prova, il suo calcio di punizione finisce a lato di pochissimo. Dopo 4 mesi nota lieta per il Mantova, rientra in campo Maschio, infortunatosi alla prima di Coppa Italia contro il Südtirol. Calcio di punizione di Bersi, la palla danza davanti alla porta della Pro Patria, ma senza pericoli per gli ospiti. 1 minuto dopo calcio d'angolo di Bersi e questa volta Del Sante non riesce a concludere da comodissima posizione. Nel finale c'è ancora un'azione per la Pro Patria con il cross di Bonfanti, ma Fonte fa buona guardia liberando l'area. Il fischio finale dell'arbitro sancisce un 2-2 troppo amaro per il Mantova. Il 2011 si chiude tra le polemiche per decisioni arbitrali quantomeno discutibili. Sentiamo infatti le dichiarazioni post partita di un infuriato capitano Manuel Spinale. Sono avvelenato ma proprio nel vero senso della parola. Una partita già vinta 2-0, secondo me l'arbitro l'ha rovinata e ha fatto di tutto perché pareggiasse la Pro Patria. E poi alla fine siamo stati bravi a portare a casa un pareggio, perché queste partite qua contro una squadra che arrivava da 10-11 risultati utili potevi anche perderla. Una volta che sei 2-0 in casa, che era da una vita che 2 gol di vantaggio, stavamo facendo anche bene, contropiede, avevamo preparato alla grande, tu non puoi non dare la punizione di Franchi, puoi dare il rigore, ci può essere, non ci può essere, ma non puoi dare un'altra munizione, restiamo in 10, il rigore, la punizione prima per noi, no, non ci sto. C'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa, io adesso non lo so, ma io in quella partita là quando c'era il disegnatore, che adesso fa il disegnatore, c'ero e ce l'ho ancora qua. Non mi va giù e io spero vivamente che non ci sia qualcosa di fondo, però è inammissibile che ci danno 6 rigori nelle ultime 13 partite, più 4 espulsioni nelle ultime 7. È una cosa fuori dal normale. Parleremo ancora di Mantova Pro Patria questa sera alle 22:10 nella 19ª puntata di Tribù Biancorossa. In studio con Nicola Antonietti, il responsabile del settore giovanile del Mantova Claudio Turella e Gianluca Negretti del centro di coordinamento Mantova Club. Potrete intervenire chiamando in diretta allo 0376 24 63 20 o lasciando un messaggio sulle pagine Facebook di Tribù Biancorossa e di Mantova Football Club.